Cefalù è una città internazionale dove il mondo viene a trovarci, per cui è evidente che è una grandissima responsabilità, perché Cefalù ha un'importanza nel territorio e nella Sicilia dal punto di vista del turismo molto importante, perché vengono parecchi turisti, e per cui una grandissima responsabilità. È l'offerta di un patrimonio artistico-culturale importantissimo, a iniziare dalla cattedrale che ormai è patrimonio UNESCO dal 2015, ma tutto il resto, dalla Fondazione Mandralisca e poi tutte le parti più importanti della nostra città, il Bastione, il Molo, la nostra Rocca, la nostra Rupe e tantissimi altri luoghi della nostra città, che sono luoghi che vengono visitati ogni anno da migliaia di persone. La nostra città è piena di ristoranti che diversificano dalla pasta a Taiano, che è il piatto tipico cefaludese, alla tipica pasta con le sarde e tutto il resto, tutti piatti siciliani molto prelibati, che fanno di Cefalù anche meta dal punto di vista economico. L'escursione più gradita dai turisti è quella sulla Rocca, perché da lì dalla Rupe si apprezzano le meraviglie della nostra città, per cui c'è tutta la parte costruita della nostra città, ma anche la parte che riguarda poi il porto, la parte della caldura, per cui che tutto quello che si nota alla Rocca è qualcosa di un patrimonio bellissimo.